Archiviata la ricetta rossa, al via da lunedì scorso in Sicilia il sistema della prescrizione online. È un sistema che viene abbracciato sia dai medici di medicina generale che dalle farmacie. Il medico ormai produce in un formato elettronico la prescrizione, seppur si lascia una piccola traccia cartacea. Questa prescrizione viene contenuta in un grande contenitore informatico a livello del Ministero della Salute. In farmacia, attraverso alcuni codici, si risale alla prescrizione e vengono dispensati i farmaci. Per volontà del Ministero della Salute, questo consente una grande ricaduta in termini clinico-assistenziali, perché permette maggiore farmacovigilanza, maggiore controllo della spesa e anche indagini di natura clinica ed epidemiologica. Nella pratica cosa avviene? Il paziente si reca dal medico? Il paziente si reca dal medico, al solito il medico prescrive dopo una visita i farmaci di cui ha bisogno e sostanzialmente consegna dei codici al paziente, oggi ancora in maniera cartacea, ma un domani questi codici potranno essere o inviati attraverso dei sistemi tipo SMS o posta elettronica o addirittura possono essere impressi nella tessera sanitaria. Così il paziente con la tessera sanitaria, che comunque possiede, contiene un microchip per ricordo, si recherà presso qualsiasi farmacia, il farmacista leggerà in tessera sanitaria lo storico delle prescrizioni ed esiterà le ultime. Quando una prescrizione viene esitata viene automaticamente cancellata, quindi non si può ripetere due volte, a maggior controllo della spesa. Un'altra novità importante: oggi viene letto anche il codice di tracciatura nelle scatole delle specialità medicinali, e cioè la prescrizione non individua soltanto la specialità, ma poi ogni specialità medicinale è contrassegnata da un codice di targatura. Questo vuol dire che ogni confezione è univoca, non può essere riprodotta e pertanto anche quello che è ormai il purtroppo triste scandalo delle fustelle riciclate non sarà più possibile. Però che tempi prevedete perché realmente il sistema funzioni? Allora, i medici si stanno attrezzando, nel senso che in questo momento il punto dolens è il mancato adeguamento dei software di gestione da parte dei medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati. Le farmacie sono già assolutamente in grado di accettare la ricetta elettronica. L'assessorato regionale alla sanità ha dato un termine che è il 31 ottobre, al di là del quale si dovrebbe partire in maniera globale. Comunque, si stanno facendo passi avanti rapidamente.